Contagi fermi in provincia di Agrigento e guariti in aumento, la speranza di passare alla fase 2 si fa concreta. La manovra inviata all'ARS è concentrata su 4 settori: enti locali, famiglie, imprese e scuole. Fino a quando non si avrà il vaccino, la cura e il pericolo non è scampato, si lavora a strategie che rendono compatibile un ritorno alla normalità con il virus. Le amministrative per il rinnovo dei consigli comunali in Sicilia devono essere rinviate ancora, non si faranno prima dell'autunno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, i contagi sono fermi in provincia di Agrigento e i guariti da Covid sono in netto aumento. La speranza di passare alla fase 2 si fa concreta. In Sicilia si registrano nelle ultime 24 ore solo 10 casi positivi in più. Il nostro direttore Arturo Cantella. Diffusi dall'ASP di Agrigento i dati relativi alla giornata di ieri, che fortunatamente nella nostra provincia non registrano nuovi casi positivi al Covid-19. I tamponi effettuati in totale 2.665, i casi accertati si fermano ancora a 111, mentre quelli seguiti nella giornata di ieri sono 220 e aumentano fortunatamente i casi di persone guarite salendo a 17. I soggetti posti in quarantena diminuiscono, da 73 vanno a 69, quelli ricoverati in ospedale passano da 13 a 11, nessun deceduto e il numero si ferma a 10 unità. Per la regione siciliana invece i dati della nostra provincia salgono ancora di una unità, da 127 vanno a 128. La provincia di Catania si attesta a 595 persone contagiate, con un aumento di 2 unità. Messina fa un balzo avanti con 9 casi in più, andando a 366. Palermo registra 325 casi, 2 in meno. Enna si ferma a 294, un caso in più. Caltanissetta va a 116, Trapani a 112, Siracusa 86 e Ragusa aumenta di un contagio, andando a 59 persone contaminate, restando sempre l'ultima provincia della Sicilia. I guariti in Sicilia aumentano a 273, i deceduti si attestano a 181, un aumento di 6 unità. Intanto sentiamo uno stralcio di una lunga intervista fatta al dottor Nenè Mangiacavallo, pneumologo, sul tema del Covid-19. Secondo lei, ecco, un suo parere da un punto di vista medico, essendo lei pneumologo, per cui chiaramente addentrato nella materia, la studia da anni, per cui com'è questo coronavirus? Beh, il coronavirus non è appartenente ad una famiglia nuova. Di coronavirus se ne conoscono tanti, alcuni che non hanno provocato danni, ad esempio i comuni virus influenzali, altri che sono stati responsabili di quadri endemici, epidemici particolarmente pesanti, anche se in zone circoscritte, come ad esempio il coronavirus che è stato responsabile della SARS e quello che è stato responsabile della MERS. Appartengono tutti alla stessa famiglia, ma questo coronavirus 19 responsabile della Covid ha sicuramente delle caratteristiche di contagiosità di gran lunga più pericolose, pesanti, micidiali rispetto agli altri coronavirus, e anche se si conosce molto poco, il problema di questo virus è che penetrando nelle vie aeree inferiori, in alcuni casi, fortunatamente in una percentuale limitata di casi, provoca una polmonite interstiziale bilaterale che, a differenza di altri quadri di infiammazione del polmone, interessa quella parte del tessuto polmonare responsabile degli scambi gassosi. Questo comporta la impossibilità di ossigenare il sangue con una conseguente insufficienza respiratoria e con una serie di processi infiammatori a cascata che non sto qui a descrivere perché il quadro si farebbe complicato. A volte anche la somministrazione di ossigeno con una ventilazione assistita non invasiva o addirittura con la terapia intensiva, cioè con la rianimazione con i soggetti intubati, non si riesce a superare purtroppo
questo danno anatomico, questo danno funzionale che porta al decesso di molti soggetti, in maniera particolare i soggetti con pluripatologie avanti negli anni, ma non possiamo ignorare il fatto che anche soggetti relativamente giovani approdano al decesso. Ci sono varie ipotesi patogenetiche, fisiopatologiche. Una delle ultime di cui tanto si sta discutendo è questa microembolizzazione, questa trombizzazione dei vasi polmonari, per cui si discute anche di una ipotesi di somministrazione dell'eparina per evitare questa coagulazione intravasale più o meno disseminata. Un dato è certo, che molte terapie ancora allo stato sperimentale con antivirali, con la colchicina, il famoso Plaquenil, che fra l'altro non si trova più, e quelli che lo utilizzavano, che lo utilizzano per altre patologie come l'artrite reumatoide, rischiano di trascurare la propria malattia, pare che diano risultati positivi. Incrociamo le dita, aspettiamo che queste sperimentazioni vadano avanti, ma la cosa più importante, a mio modestissimo avviso, è che al più presto, certo rispettando i tempi che la scienza impone per queste sperimentazioni, si possa scoprire un vaccino che, se non può metterci al sicuro, almeno ci tutela in maniera molto più consistente. Consegnata all'Assemblea regionale per l'avvio dell'iter di approvazione la finanziaria del governo Musumeci, confermate tutte le misure annunciate, dai prestiti a fondo perduto a imprese e consumatori alla sospensione dei canoni demaniali. Lello Casesa. Alla fine di 2 lunghissime sedute di giunte è stata approvata una manovra finanziaria d'emergenza con soli 26 articoli per innescare misure di contrasto all'economia schiacciata dal Covid-19 in Sicilia. Il provvedimento è stato poi inviato all'Assemblea regionale per la fase di discussione, emendamenti ed approvazione. L'obiettivo principale è affrontare l'attuale fase 1, quella dell'emergenza, e prepararci alla fase 2, piano per la ricostruzione economica, distribuita su 4 diversi settori: enti locali, famiglie povere, operatori economici, scuole e povertà educative. Le risorse utilizzate, si precisa, provengono da una rimodulazione dei fondi extraregionali FESR e FSE e dal POC, il programma operativo complementare 2014-2020. 200 milioni andranno ai comuni dell'isola per far fronte alle minori entrate per la sospensione e i mancati versamenti dei contribuenti. Alla scuola vengono destinati 120 milioni di euro allo scopo di evitare un incremento della dispersione scolastica e garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dei comparti dell'istruzione e della formazione professionale. Parte del fondo sarà utilizzato per migliorare la scuola digitale e soprattutto per un più corretto ed ampio esercizio del diritto allo studio. La finanziaria ha previsto un maggiore incremento da destinare ai comuni per l'assistenza alimentare delle famiglie più disagiate, con un fondo di 200 milioni di euro e l'aggiunta di altri 100 per istituire un capitolo per il finanziamento al consumo per le famiglie con prestiti in parte a fondo perduto fino a 5.000 euro ad interessi zero. 2 diversi interventi sono previsti infine per le imprese: sovvenzione e finanziamenti per il credito d'esercizio che assicurino liquidità alle imprese attraverso un fondo di 170 milioni di euro per sostenere gli operatori economici con prestiti in parte a fondo perduto fino a 15.000 euro ad interessi zero. 10 milioni sono destinati a sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa anche online. 100 milioni di euro serviranno a creare un fondo per la ripresa artigiani con prestiti fino a 15.000 euro senza interessi. Interventi anche per il settore turismo ed il comparto della pesca. Verranno infine sospese tutte le tasse di concessione governativa di competenza regionale, i tributi per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, canoni per le concessioni demaniali marittime ed i ruoli istituzionali ed irrigui dei consorzi di bonifica dell'ultimo triennio.
Migranti in quarantena che giocano a calcio all'interno dell'ex hotel Villa Sicania di Siculiana, dove sono ospitati 72 cittadini extracomunitari sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia. La scena è stata immortalata in un video che impazza sul web, scatenando la reazione degli abitanti del comune in provincia di Agrigento. Rimbalzano commenti e prese di posizione da parte dei cittadini che si dicono preoccupati in piena emergenza coronavirus per la presenza degli stranieri nella struttura trasformata in centro di accoglienza. Convivere con il Covid-19, almeno fino a quando non si avrà il vaccino o una cura, il pericolo non è scampato, ci aspettano mesi ancora difficili, si lavora su strategie che rendano compatibile il ritorno alla normalità con il virus. Carmelo Lentini. Superata la fase 1, adesso si sta attuando la fase 2, per poi da maggio transitare alla fase 3. A conclusione di queste fasi, per le quali si chiede tempo e pazienza, l'Italia potrebbe allargare un po' le attuali restrizioni, mantenendo le norme di sicurezza che il coronavirus impone. È notizia di queste ultime ore che i prefetti di tutte le province italiane potranno chiedere la collaborazione del locale ASL ed avvalersi degli ispettori del lavoro per controllare l'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Lo indica la circolare firmata dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, in seguito all'entrata in vigore del decreto Conte del 10 aprile scorso, che contiene misure per il contenimento della diffusione del coronavirus sino al 3 maggio. La circolare del Viminale è inviata ai prefetti e ricorda l'obbligo di rispettare determinate precauzioni nei negozi. In particolare si legge: la circolare sottolinea che è necessario per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Sotto questo punto di vista, Agrigento si sta comportando egregiamente e le immagini parlano chiaramente. Sicuramente si stanno vivendo molti disagi nel fare la spesa, andare in banca, effettuare operazioni alle poste e telecomunicazioni. Tutto sta avvenendo in maniera ordinata e solo in casi sporadici le forze dell'ordine sono intervenute per ripristinare le code e fare rispettare la turnazione. Ma si pensa anche all'estate, in questo caso la fase 3, ed al mare. Di certo cambieranno le nostre abitudini. Ecco perché in alcune regioni italiane, dove il turismo estivo è grandissima fonte di lavoro, si sta pensando a come adeguarsi e anche ad organizzarsi. Tante le idee, ma anche tanta la confusione. La voglia di tornare a lavorare in questo settore è davvero tanta. C'è chi suggerisce la presenza di uno steward da spiaggia per fare rispettare le misure anticontagio. In questo caso non si tratterebbe di un poliziotto che sanziona, ma di una figura rassicurante con il compito di controllare il rispetto delle regole e dare consigli ai clienti. Accantonata invece la proposta non certo brillante e provocatoria che circolava ultimamente e riguardava la posa di box in plexiglass per gli ombrelloni. Poveri bagnanti sotto il clima rovente da spiaggia. E se il cittadino sta cercando di tutelarsela meno peggio, rimane sempre il problema del reperimento delle mascherine. A prezzi alti si possono trovare, ma lo Stato, prima di renderle obbligatorie per tutti, sarebbe fondamentale garantirle, specie in questa delicata fase di ripartenza. Infine, ritornando alle norme da seguire in futuro con attenzione, probabilmente industrie ed aziende dovranno attenersi agli orari differenziati di ingresso ed uscita anche dagli uffici pubblici. Sarebbe questa una delle ipotesi a cui starebbe lavorando il governo in vista del 3 maggio. Non ci resta altro che continuare ad avere pazienza ed attendere ulteriori novità. Ma la soluzione di tutti i mali rimane sempre il tanto sospirato vaccino. A proposito di quest'ultimo, diverse equip di ricercatori si sono mobilitate e sembrano essere vicini alla tanto agognata soluzione finale.
È notizia di questi ultimi giorni che molto presto inizierà la sperimentazione. A fine aprile in Inghilterra i test si effettueranno sull'uomo, su 550 volontari sani, con il vaccino messo a punto dall'azienda Advent IRBM di Pomezia insieme con lo INR Institute della Oxford University. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di IRBM Piero Di Lorenzo. Si prevede, afferma, di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare innanzitutto personale sanitario e forze dell'ordine. Se tutto andrà bene, si passerà alla produzione industriale del vaccino per tutti i cittadini entro la fine dell'anno. Tra le tante categorie che usciranno pesantemente ridimensionate dal lockdown ci sono certamente i gestori degli stabilimenti balneari. Per loro l'estate che si avvicina è certamente un grandissimo punto interrogativo. Ogni anno è difficile, spiega Angelo Biondi, segretario del sindacato balneari SIB, ma quest'anno lo è ancora di più perché l'inizio della stagione balneare non è stato ancora nemmeno stabilito. Ma non solo, tutti quei lavori preparatori agli stabilimenti che devono essere fatti dopo l'inverno sono al momento fermi perché c'è un decreto del Presidente della Regione che impedisce di intervenire diversamente da come si sta facendo in altre regioni italiane. I legali di Antonio De Pace rinunciano al ricorso al Tribunale della Libertà. Il 28enne ha confessato di aver ucciso la fidanzata Lorena 40 di Favara. Si continua ad indagare sul movente. C'è il servizio. Antonio De Pace, il 28enne calabrese reo confesso dell'omicidio della sua fidanzata, la studentessa di Favara Lorena 40, di un anno più giovane di lui, uccisa la notte fra il 30 e il 31 marzo a Furcisicolo nel Messinese, resta in carcere. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP di Messina Eugenio Fiorentino su richiesta del PM Roberto Conte non è stata impugnata dai difensori. I legali del giovane, che ha confessato di aver ucciso di notte la compagna con la quale conviveva nel paese della provincia peloritana, dove entrambi studiavano, in seguito alla confessione del giovane fatta davanti ai militari, hanno preferito non ricorrere al Tribunale della Libertà e attendere gli sviluppi processuali. Contestualmente all'esito dell'autopsia eseguita dal medico legale della Procura Daniela Sapienza si attende l'eventuale svolgimento di una perizia sui telefoni e il PC sequestrati. Dall'esame degli strumenti elettronici si tenterà di risalire al possibile movente dell'omicidio, che resta il grande mistero della vicenda. Quella mattina, circa un'ora dopo averla uccisa, secondo quanto riferito, era stato lo stesso De Pace, studente di odontotecnica e infermiera, a chiamare i carabinieri, dicendo cosa era accaduto nella villetta che divideva con la fidanzata con cui, secondo il racconto di amici, familiari e conoscenti, viveva una relazione all'apparenza felice. Lorena era stata trovata senza vita, uccisa probabilmente al culmine di una lite strangolata. Lui poi aveva tentato il suicidio o comunque si era procurato dei tagli ai polsi e al collo, tanto che gli stessi militari tamponarono l'emorragia con una fascia nell'attesa dell'arrivo del 118. De Pace ha detto di averlo uccisa, ma ha dato una ricostruzione priva di alcun senso logico e in parte smentita dai fatti. Il cadavere di una donna che era scomparsa 2 giorni fa da casa è stato ritrovato nelle campagne tra Casteldaccia e Ciminna, nel Palermitano. Si tratta del corpo di Angela Maria Corona, di 47 anni, ritrovato lungo la strada provinciale. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Le indagini sono portate avanti dalla Procura di Termini Imerese. A presentare la denuncia di scomparsa era stato il compagno della donna. Il corpo si trova in un dirupo nella strada provinciale 16 che collega Casteldaccia a Bagheria. Non è ancora chiaro come la vittima sia stata uccisa. Il corpo infatti deve essere ancora recuperato. Gli inquirenti stanno indagando in tutte le direzioni, compresa quella di una lite in ambito familiare sfociata nel sangue. E la Guardia di Finanza ha sequestrato una casa di riposo lager a Palermo, arrestando 6 donne accusate di maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. I dettagli nel servizio. Indagavano su una bancarotta, hanno scoperto un ospizio lager nel Salotto Buono di Palermo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno fatto scattare un blitz nella casa di riposo Bella Aurora, che si trova in un condominio del centro città in via Emerico Amari 112. Un blitz per liberare 10 anziani e arrestare l'amministratrice e 5 collaboratrici della struttura che sono accusate di maltrattamenti.
L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dal sostituto Anna Battaglia, ha svelato un orrore quotidiano, come lo chiama il GIP Fabio Pilato nel suo provvedimento. Una telecamera nascosta ha registrato vessazioni di ogni tipo. Se ti muovi di qua ti rompo una gamba così la smetti, urlava una delle arrestate fra calci e schiaffi. Devi morire, devi buttare il veleno, diceva un'altra dipendente. Per quanto mi riguarda puoi crepare. Una situazione che aveva finito per esasperare gli ospiti della casa di riposo. Nei giorni scorsi un'anziana infatti ha tentato il suicidio provando a lanciarsi dal balcone. In manette sono finite Maria Cristina Catalano, 57 anni, accusata anche di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, Vincenza Bruno, 35 anni, Anna Monti, di 52 anni, Valeria La Barbera, di 28 anni, Rosaria Florio, di 41 anni, Antonina Di Liberto, 54 anni, denunciata anche per false dichiarazioni che avevano fatto scattare per il marito il reddito di cittadinanza. La struttura è adesso sequestrata. Della gestione è incaricato un amministratore giudiziario con esperienza specifica nel settore che ha già mandato una nuova squadra di infermieri. C'era l'urgenza di interrompere un orrore quotidiano, scrive il giudice delle indagini preliminari che ha disposto le misure. L'indole criminale e spietata degli indagati impone l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta l'unica proporzionata alla gravità e alla immoralità della condotta e l'unica idonea a contenere la disumanità degli impulsi. In quella casa abbiamo registrato anche spintoni, colpi di scopa, in alcuni casi decenti sono stati perfino legati alla sedia a rotelle, uno spaccato deprimente. Non è stato davvero facile documentare un campionario di così grande crudeltà, soprattutto in questo momento in cui gli anziani dovrebbero avere maggiore tutela. E adesso si indaga anche sul decesso di un ospite della struttura che si era sentita male al mattino, ma non era stata accompagnata in ospedale. In altri periodi avrei aspettato che moriva perché già pocheggiava, diceva l'amministratrice della struttura, vantandosi di avere rianimato lei l'ammalata, ma nel pomeriggio l'anziana è deceduta. Blitz nelle campagne di Palma di Montechiaro, dove le forze dell'ordine hanno arrestato Rosario Napoli, 49 anni, perché trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa e relativo munizionamento occultato in una casa di pertinenza dell'indagato in contrada Fumaloro. L'arma è stata sequestrata e sarà oggetto di indagine. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto per il 49enne la misura degli arresti domiciliari. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, Cecilia Baravelli. L'emergenza da coronavirus ha fatto slittare le elezioni amministrative. La data del 14 giugno subirà ancora un rinvio. Si parla di novembre o di un ulteriore slittamento alla primavera 2021. Eugenio Cairone. Se l'emergenza sanitaria costringe a stare in casa aspettando la fase 2, sperando di poter godere finalmente di qualche riapertura, sebbene tra mille precauzioni, è un atto di responsabilità, quello che arriva dalla politica regionale, di rinviare a data migliore il voto amministrativo del 14 giugno, rinviandolo al prossimo autunno. Si parla di un periodo compreso tra l'11 ottobre e il 6 dicembre. I sindaci e i consiglieri, in virtù del decreto, resteranno in carica per altri 6 mesi. Il rinvio delle elezioni amministrative riguarda 61 comuni in tutta la Sicilia. In provincia di Agrigento, oltre al capoluogo, sono interessati i comuni di Cammarata, Camastra, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana. Il decreto della Giunta regionale è adottato nel contesto dell'emergenza sanitaria che avrebbe creato anzitutto problemi per la convocazione dei comizi. Insomma, una campagna elettorale in queste condizioni avrebbe sminuito il valore delle elezioni comunali, per le quali c'è sempre una particolare attenzione da parte degli elettori. Per questo era necessario mettere proprio gli stessi elettori nelle condizioni di partecipare al voto in sicurezza e serenità. Il decreto deve passare ora al vaglio della commissione dell'ARS e votato dall'Assemblea regionale. Unica cosa che potrebbe cambiare è la data indicata dalla Giunta di Governo.
Sulla opportunità di un rinvio della tornata elettorale è intervenuto il deputato del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro, il quale con una interrogazione al Presidente della Regione e all'assessore alle autonomie locali chiede il posticipo della consultazione a causa dell'emergenza Covid-19. Nelle scorse settimane Mariamico aveva scoperto l'ostruzione di una condotta fognaria ad Agrigento nella zona di Via dei Ragazzi del 99 che Girgenti Acque ha comunicato di stare riparando. A qualche metro di distanza abbiamo scoperto un altro più grande sverso di liquami che sta invadendo il boschetto, dichiara l'associazione Mariamico, che inevitabilmente arriva in mare a San Leone attraverso il fiume Ipsas. Non è possibile che sia sempre Mariamico a scoprire questi inquinamenti invece che l'ente che gestisce queste acque o il comune che dovrebbe controllare il suo operato, si legge ancora nella nota. La Regione ha stanziato dei fondi per il recupero dei principali centri storici, ha messo a finanziamento anche Santa Elisabetta. Al comune del sindaco Mimmo Guelli una somma pari a 1.250.000 euro che serviranno per i lavori di recupero del complesso architettonico di Palazzo Casà. La struttura verrà adibita a un centro polivalente a sostegno di attività di promozione turistica e culturale del territorio. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Riaprono alcune attività commerciali, tra queste le librerie, ingressi scaglionati ma poche persone in fila. Si rialzano le saracinesche in attuazione del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri. C'è il servizio. Da martedì scorso hanno riaperto anche in Sicilia le librerie, le cartolerie, i negozi di vestiti per neonati e bambini e altre limitate attività. Sono i primi spiragli di un lento e atteso ritorno alla normalità, previsti dal DPCM del 10 aprile. La serrata pressoché totale, per il resto, viene prorogata ancora fino al 3 maggio, ma le regole sulle riaperture, come nel caso delle librerie, non sono le stesse in tutta Italia. Alcune regioni hanno deciso di mantenere forti le restrizioni in questo particolare momento di emergenza sanitaria, altre hanno invece cominciato ad allentare le maglie dei divieti. Per chi ha riaperto sono previste comunque misure rigorose per evitare i contagi. Il messaggio evidentemente è un messaggio veicolato dalla necessità di ricominciare e ricominciare magari da un settore che comunque non era molto attenzionato neanche prima di tutto questo grande momento di crisi. Secondo me ha una valenza fortemente intellettuale ed emotiva. Voi vi siete dovuti organizzare secondo delle prescrizioni ben specifiche, vediamo il prodotto igienizzante all'ingresso, vediamo che bisogna mantenere la distanza anche rispetto alla cassa ma anche all'interno del locale. È stato difficile per voi adottare questi accorgimenti? Ma diciamo che gli accorgimenti erano stati adottati anche qualche giorno prima delle chiusure. No, non è stato difficile, è difficile riprogrammare il cervello intanto su se stessi, al regime di sicurezza, quindi i guanti, quindi la mascherina, quindi il non trascurare tutta una serie di aspetti a livello personale e poi riprogrammare il cervello anche nella mediazione col cliente. Non è difficile, è come tutto un'abitudine della mente. L'inizio è un po' faticoso, anche l'idea di non avere più la libertà, ecco in questo momento siamo distanti ma io metto la mascherina e la tengo sempre, anche questo di dover entrare in una comunicazione forzatamente diciamo protetta non è una cosa che lascia la persona indifferente, anche perché nasce uno sforzo nella respirazione, nell'aspetto verbale, tutti gli organi, io lo sento, entro in un atteggiamento di sforzo maggiore, non è bello ma è necessario. Ieri devo dire è stata una giornata piena di emozioni, di fatica, perché io ero molto in ansia per questa riapertura, più che altro proprio perché quando tu che hai presieduto un luogo fisico per 40 anni, per un mese e chiudi questo luogo, viene cancellata una memoria in una maniera così traumatica, c'è pure l'idea torno nel mio posto, chissà come sono gli altri, chissà... È come dire, chissà se gli altri mi vogliono ancora. C'era molta ansia perché evidentemente c'è la paura del contagio, la paura di non essere all'altezza. E devo dire che come tutte le prime volte
passata la giornata poi la tensione evidentemente si Dal Ministero della Salute una nuova campagna per l'incentivazione e la sensibilizzazione della tematica legata alla donazione degli organi. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nonostante il Covid-19 che ci impone di restare a casa, Vincenzo Vella, responsabile dell'AIDO, associazione che si occupa di donazione organi, si affida ai social per la sua campagna verso tale scopo. L'AIDO è un'associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte. La donazione si può fare anche da casa, con il tablet o il cellulare. Donare gli organi è importante per salvare altre vite umane. Il progetto è curato dal Ministero della Salute e prende il nome di Diamo il meglio di noi. Salve amici, oggi vi parlerò di un importante progetto curato dal Ministero della Salute. Il progetto si chiama Diamo il meglio di noi, quindi noi ormai, è inutile parlarne, siamo abituati a dare il meglio di noi, quindi continuiamo a farlo perché questo progetto aiuta anch'esso a salvare le vite. Stiamo parlando della donazione degli organi. Ecco come poterlo fare, visto che è tutto chiuso e siamo a casa, un modo semplice per farlo anche da casa. Guardate, io mi sto valendo del mio tablet, voi fatelo col telefonino, col PC, fate quello che volete, purché andate su Google, ecco, scrivete diamo il meglio di noi.it, si apre la pagina home, eccolo qua, vedete? Trovate qui in mezzo blu, vedete, scaricate il tesserino PDF, cliccate e si apre la pagina. Vedete, diamo il meglio di noi. Di sotto vedete il tesserino, io per farla più veloce, ecco, l'ho già ritagliato. Vedete, con la luce non lo vedete bene, però come potete notare basta segnare nome, cognome, codice fiscale e naturalmente fare la sigla sul sì e poi firmarlo e tenerlo nel portafoglio. Penso che sia stato utile, fatelo e diamo finalmente anche questa parte di noi, diamo il meglio di noi e penso di essere fieri di questo messaggio che vi ho dato, essere io fiero del messaggio che vi ho dato, poi dovete solo accettarlo. A presto! L'Unione Pizzaioli realizza un video dedicato alle tradizioni, vediamo. Nell'antica Grecia il pane aveva un ruolo fondamentale nell'alimentazione, tanto che diventò oggetto di culto. La dea del grano e del pane era chiamata Demetra, la madre terra. Nella nostra Sicilia, terra di miti e tradizioni, sin dalla Magna Grecia la preparazione del pane ha da sempre rappresentato un vero e proprio rito con carattere di sacralità. Ogni festa religiosa ha un proprio pane rituale che addobba altari di chiese e tavole. Ogni tipologia di pane assume un significato particolare nella tradizione popolare. A Pasqua i più tradizionali sono i pani con l'ova, che simboleggiano un rito di rinascita della natura, di resurrezione e di speranza. Questi, divenuto ormai con il tempo delle vere e proprie opere d'arte della pasticceria tradizionale, nascono come pani speciali, diversi da quelli di consumo quotidiano e assumono nomi diversi a seconda della località di preparazione. Panareggia, Angedru Kullovu, Kudrura Kullovu. Infine, con le loro diverse forme, panierini, colombe, cavallucci, cuori, sono l'esempio di come l'evolversi dei pani rituali pasquali si trasformi in produzioni di dolci con utilizzo di ingredienti estranei alla panificazione tradizionale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video per voi, a presto. Nonno, raccontami quando l'Italia divenne una nazione così bella. Era il 2020, 10 anni fa. All'improvviso un'epidemia investì tutto il mondo. Proveniva dalla Cina, ma era stata portata da altri, forse dai militari americani, ma non si seppe mai la verità. L'Italia fu colpita prima di tutti in Europa, tanti morti,
tutti chiusi in casa, paura, diffidenza. Gli ospedali erano pieni di gente. Durò alcune settimane, fu dura, tanto. Il governo, dopo un primo momento di incertezza, reagì bene, con forza e coraggio. Tutti gli italiani dettero prova di grande esempio e spirito di sacrificio. Le persone riscoprirono il valore dell'aiutarsi a vicenda. Purtroppo la chiusura delle fabbriche e di tantissimi negozi fu il vero problema che dovemmo affrontare. Una crisi spaventosa alle quale non eravamo preparati. Chiedemmo aiuto all'Europa. All'epoca avevamo una comunità, così si chiamava, Comunità Europea. Doveva servire per fare una grande nazione, come gli Stati Uniti, ma altre nazioni come la Germania, l'Olanda, dissero che dovevamo fare da soli, oppure dargli le nostre aziende, gli aeroporti, le autostrade, l'oro della Banca d'Italia, i nostri risparmi. Ma come? Dopo quello che avevano combinato proprio loro. E allora, nonno, cosa accadde? Accadde che ci rendemmo conto che dovevamo fare da soli. Il Presidente della Repubblica chiamò tutte le aziende e le banche d'Italia. E la Banca d'Italia emise un prestito solo per gli italiani di 100 miliardi. Si chiamava Salva Italia e doveva servire per risollevare le sorti del paese. Successe l'incredibile. I politici rinunciarono ai loro stipendi per 6 mesi. Tutti i dirigenti d'azienda fecero allora la stessa cosa. Ed anche tutti coloro che potevano investirono la metà dei loro risparmi e quindi le aziende sane comprarono così tanti titoli che lo Stato italiano raccolse 300 miliardi in poche settimane. A quel punto chiamarono un grande banchiere, un certo Draghi. Con quei soldi non solo superò la crisi del momento, ma ricomprò anche una parte del debito estero che avevamo, diminuì le tasse per consentire di produrre a costi più bassi. Dopo 4 mesi appena eravamo la nazione più in forma del momento, mentre le altre ci stavano a guardare sperando che non ce la facessimo. Alcune aziende che avevano spostato la loro produzione all'estero, come la Fiat, tornarono in Italia. A quel punto, per far lavorare tutti, diminuirono l'orario di lavoro, così da non perdere il tempo da passare assieme alla famiglia. Il maggior fatturato consentì di ricomprare ancora i debiti che avevamo fatto negli anni passati. Eravamo così orgogliosi di essere italiani. Furono anni di grande intensità emotiva e riscoprimmo di essere un grande popolo, fortunato perché vivevamo nel paese più bello del mondo. Grazie, nonno. Domani me la ripeti? È una storia così bella.